stato servito poi Spezzani dentro per Del Sante, non è stato colto in avanti l'attaccante, ma attenzione ora che c'è un buco nella tre quarti che favorisce ora l'attacco da parte del Bassano. Bassano con Proietti, il tiro, la parata, la palla rimane lì e grande intervento da parte di Portesi, che è stato bravo, molto ficcante Longobardi, che è dato poi a mettere il pallone sul sinistro, poi alla fine ha rimediato la difesa del Mantova. Lì però, come dicevamo in settimana, certe volte si dà troppa colpa alla difesa su certi interventi, ma lì il buco è stato proprio sul centrocampo, che ha consentito questo contropiede ficcante del Bassano, rimediato dal bravo Portesi che ha messo in calcio d'angolo. Vediamo ora quindi il calcio della bandierina dei Veneti, la palla che danza lì e c'è il gol in carambola pazzesco. La palla si è infilata in mezzo a 300 gambe e alla fine il vantaggio è che è quello del Bassano. 1-0. Mantova che ha ballato ancora una volta, però stavolta su questo calcio d'angolo. Attenzione che c'è il cartellino giallo ora a un giocatore del... No, non è così. Comunque gol da parte del Bassano. Vediamo che l'autore del gol credo sia il numero 2, se non sbaglio. Il numero 2 Zanella, che è dato a infilare. È il numero 2 Zanella, credo che è Zanella che ha fatto gol, quindi confermiamo il vantaggio del Bassano, che cade proprio al 38esimo minuto del primo tempo. Alla meglio quindi il biancorosso, che però attenzione, Rubin rischia moltissimo in questo intervento. Spezzani, si ferma il giocatore ex Modena, poi alla fine rilancia in profondità a cercare l'intervento di Pietribiasi, che però commette, anzi era in posizione di fuorigioco, di rientro, quindi l'arbitro ha fischiato, già partita l'azione quindi del Bassano. C'è prova l'intervento ora per Pietribiasi, e ci vuole Pietribiasi che inventa a rubare una palla così importante. Erroraccio della difesa del Bassano. 1-1, pesante come il piombo, pesante come il piombo questo gol di Pietribiasi. L'avevamo detto, fa occhio che Pietribiasi lì è bravo e la difesa del Bassano è lenta. Ha risposto subito Tommaso. Un gol alla Pietribiasi, come hai detto te prima. Pietribiasi sappiamo tutti che è molto bravo a mettere pressione sull'ultimo difensore e anche in questa occasione l'ha fatto. Per fortuna l'arbitro ha lasciato proseguire, perché forse poteva starci anche un fallo, però è andata bene così e ci prendiamo il gol. Prendiamo questo pareggio da parte del Mantova con Pietribiasi. C'è da dire che ora è un'occasionissima per il Mantova di mettersi tutto alle spalle, cercare ora di essere più propositivo, perché il gol non è venuto su azione ma su una invenzione nella pressione di Pietribiasi, che è quello che doveva fare, l'ha fatto come sempre alla grande. Comunque 1-1, tutto da rifare quindi per il Bassano. Mantova che quindi va a cogliere un buon pari, e ora c'è l'errore da parte di Bersi, che non riesce a far sfilare, no, ridiamo perché è stata una piccola imprecazione su un'azione dei biancorossi. Comunque Rubin prova ad arrivarci Galassi, poi alla fine ancora Rubin per dare una mano ai biancorossi in questa fase finale della partita molto delicata. Spezzani colpito da crampi, ha dato tutto, attenzione il colpo di testa sfiorato, sì, da parte di Rubin. Calcio d'angolo in favore del Bassano. Vediamo ora il calcio della bandierina, sarà battuto dai padroni di casa. Tutto pronto, palla all'interno della di rigore, poi alla fine la palla in gol. Incredibile, ancora pasticcio allucinante. Non riusciamo a capire cosa sia successo, alla stessa identica maniera del primo tempo. Mantova che non riesce mai a mantenere la concentrazione sui calci da fermo. Anche questo gol assurdo come quello del primo tempo, non abbiamo ancora capito chi l'ha fatto. Qua il gol lo danno a Zizzari,
nuovo acquisto del Bassano. Mantova che sprofonda in questa partita qui a Bassano del Grappa, 30° minuto del secondo tempo, gol di Zizzari e Mantova sotto di un gol. Mazzata terribile, vediamo, c'è il tempo di recuperare, Mantova deve dare tutto da fare, ma è ancora nostra. Tra le proteste dei tifosi del Bassano, Mantova in avanti, ancora questo pallone, Franchi, calcio d'angolo, vediamo se sì, è calcio d'angolo, ultima azione, su tutti, che magari la sbagliano anche loro sui calci piazzati. Magari la sbagliano anche loro, veloce deve essere però Franchi, non c'è tempo, 2-1, l'arbitro dice di stare calmi in mezzo all'area, non c'è tempo, siamo proprio alle ultime battute di questa partita. Franchi, pallone dentro, prova Del Sante, di testa, la palla sulla linea, ancora lì, Franchi, la palla lì, alla fine la caccia via in qualche modo. La palla stava andando dentro, non c'è il pallone, adesso c'è, attenzione, pallone all'interno dell'area di rigore, attenzione, niente da fare, finita. Mantova perde la seconda partita diretta per i playoff, Mantova quindi esce abbondantemente dalla zona playoff, per fortuna c'è la pausa, servirà per mettere davvero in ordine le idee. Questo Mantova così non poteva pensare di battere il Bassano, mi dispiace dirlo, troppo poco, troppo anche pretenzioso pensare che una squadra che non ha mai creato un'azione da gol in questa partita potesse così pensare di vincere qui a Bassano. 2-1 per i padroni di casa, è tutto.